iniziamo questo incontro odierno e ringrazio tantissimo Chiara Fagiolani per essere qua presente. Questo seminario, il seminario di oggi, è nell'ambito del ciclo di carte di libri e dintorni che è stato organizzato da Paola Degni, Stefano Allegrezza, Fiammetta Sabba e me, e oggi parliamo di cambiamento di paradigma della biblioteconomia. La relatrice di oggi è sicuramente la persona più indicata per parlare di questo tema, è Chiara Fagiolani, che è professoressa associata presso la Sapienza Università di Roma. Le sue ricerche sono principalmente orientate a management dei servizi bibliotecari, biblioteconomia in generale e è molto difficile riuscire a riassumere il lunghissimo curriculum di Chiara, però ci tengo a ricordare alcune ultime pubblicazioni sue, soprattutto il volume dedicato a Einaudi, alla biblioteca di Einaudi, e non faccio, diciamo così, spoiler su quello che ci racconterà oggi, perché è proprio di questi giorni la pubblicazione di un report di cui ci parlerà. Per cui io lascerei direttamente la parola alla nostra relatrice di oggi, a Chiara Fagiolani, e poi sicuramente le farò qualche domanda alla fine. Interrompo la mia condivisione, lascio del tutto a lei la parola, mi zittisco e mi sparisco anch'io. Chiara, Grazie. parola. Perfetto, mi sentite, vero Lucia? Ti sento benissimo, perfetto, Perfetto. quindi possiamo proseguire. Bene, allora grazie a te per la presentazione, naturalmente a tutto il gruppo degli organizzatori, a te, a Fiammetta Sabba e a tutti gli altri per avermi invitato oggi pomeriggio a fare a condividere questa riflessione che, diciamo, come avete visto dalla locandina che è stata condivisa poco fa, non presentava nel titolo un punto di domanda, ma che io invece vorrei aggiungere. Spero che possiate vedere la condivisione delle mie slide. Si vede perfettamente. Grazie. Quindi il cambiamento di paradigma della biblioteconomia mi piacerebbe veramente aggiungere un punto di domanda, cioè c'è un cambiamento di paradigma della biblioteconomia? E quello che leggete sotto, le biblioteche nel sistema del benessere, è un po', diciamo, eh, una risposta, potremmo dire, cioè una serie di considerazioni dalle quali io vorrei partire per aprire questa riflessione, che vi dico già da subito non propone una soluzione, ma diciamo apre un ragionamento al quale appunto sarebbe bello poi che i presenti, chi sta ascoltando, se ne ha voglia, magari può partecipare. Il mio personalissimo obiettivo, quindi per il pomeriggio di oggi, non è tanto quello di descrivere le caratteristiche di questo cambiamento, ma quello di provare a descrivere attraverso le evidenze uno scenario che ci possa mettere nella condizione di riempire di senso questa domanda. C'è un cambiamento di paradigma? Cioè, perché ci dobbiamo porre questa domanda? Quali sono gli indizi che ci fanno pensare che stiamo vivendo una trasformazione in termini di paradigma? Naturalmente questa espressione poi la dobbiamo chiarire, dobbiamo condividere il significato, perché è un'espressione peraltro molto abusata, molto usata, ecco, e abusata, e quindi alle volte anche utilizzata, almeno dal mio punto di vista, in modo improprio. Allora, le biblioteche nel sistema del benessere, come dicevo prima, sono per me i due diversi punti di vista che voglio adottare per provare a rispondere alla domanda. Quindi un punto di vista profondamente interno, diciamo, cioè a partire da ciò che accade all'interno delle biblioteche. E il secondo punto di vista invece esterno al nostro mondo, diciamo così, relativo a quello che può essere tranquillamente definito un sistema del benessere. Vedremo poi che cosa si intende. Io ho pensato di articolare la mia riflessione in tre momenti, diciamo tre aspetti diversi, tre momenti diversi. Il primo
a partire, come ho già detto, a partire dai dati, dalle evidenze, in relazione a ciò che accade dentro le biblioteche. Naturalmente, se parliamo di cambiamento di paradigma della biblioteconomia, almeno dal mio punto di vista è da lì che dobbiamo partire. Il secondo tema ha a che vedere con il concetto di paradigma e quindi appunto con questa visione sistemica che in qualche modo ci riguarda. E poi il terzo punto ha a che vedere con una prospettiva, diciamo, relativa alla biblioteconomia, quella che almeno io, insomma, amo chiamare della biblioteconomia sociale, che ruota intorno a una domanda fondamentale, e cioè a quale interesse collettivo possono rispondere le biblioteche nel XXI secolo, con un'avvertenza, cioè attenzione a confondere il fine con il mezzo. Queste sono le tre parti, diciamo così, della riflessione di oggi. Per iniziare il ragionamento, io sento proprio il dovere di esplicitare la mia personale prospettiva, cioè quello che è il mio osservatorio personale. Vedremo poi quando chiariremo il concetto di paradigma perché questo aspetto è importante. E la mia personale prospettiva è quella di una studiosa, diciamo, che ha sempre molto lavorato a partire dai dati. Prima nella presentazione che Lucia Sardo ha fatto, ha detto appunto che nelle mie ricerche, diciamo, è sempre molto presente il tema della gestione dei servizi, il tema del management, potrei dire il tema della valutazione delle biblioteche e in qualche modo delle indagini relative all'utenza delle biblioteche, all'impatto che le biblioteche hanno, sempre con un occhio molto attento alle questioni di carattere metodologico. E questo è un aspetto importante rispetto a quello che vorrei raccontare oggi. Tanto importante per me che nell'ultimo anno all'interno del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne della Sapienza Università di Roma, dove lavoro, abbiamo dato vita a un laboratorio che si chiama BibLab, e cioè un laboratorio proprio di biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche, dove le attività che svolgiamo con i collaboratori del laboratorio e con gli altri colleghi del Dipartimento sono attività tutte centrate sull'idea che le biblioteche hanno bisogno di attività di ricerca che oltre a produrre conoscenza devono produrre cambiamento. Questo è il senso dell'espressione ricerca applicata. Quindi attività di ricerca che diano un po' una direzione precisa rispetto alla quale orientarsi e quindi muoversi. L'urgenza di far nascere questo laboratorio all'interno del Dipartimento deriva dalla consapevolezza che purtroppo, nonostante viviamo in un momento in cui, come ben sappiamo, diciamo anche a partire proprio dalla nostra vita quotidiana, sono i dati spesso a dettare la direzione, nel mondo delle biblioteche questa è una pratica ancora poco diffusa. Il censimento delle biblioteche dell'Istat del 2019, tra i tantissimi dati che ha prodotto e che rappresentano un valore aggiunto incredibile, questo è un aspetto sul quale mi soffermerò fra un attimo. Ecco, dicevo, in questa grande quantità di dati che Istat raccoglie ce n'è uno che vi riporto qui solo a titolo semplificativo per rappresentare questa urgenza di conoscenza a scopo decisionale, che ci dice che per l'appunto le biblioteche italiane, solo il 21% delle biblioteche italiane effettua attività di indagine del pubblico con sistematicità o anche in modo occasionale e che quindi molto spesso diciamo, le decisioni e quindi anche le progettualità all'interno delle biblioteche vengono condotte forse potrei dire più sulla base del buonsenso
che non sulla base di evidenze. Quindi, premessa fondamentale, nel parlare di cambiamento di paradigma, io approccio la questione dal punto di vista metodologico, che come vedremo è una delle tre anime fondamentali da esplicitare quando andremo a dire che cos'è un paradigma. Lo anticipo già. C'è una questione ontologica, cioè una necessità di rispondere alla domanda che cosa studia la biblioteconomia? Una questione epistemologica che ha a che vedere con il rapporto che c'è fra chi studia e l'oggetto che viene studiato, diciamo così, e poi c'è una questione metodologica che ha a che vedere con la domanda come studio cosa. Quindi ecco, il mio punto di vista è questo. E il punto di vista che vado ad esprimere oggi parte proprio dai dati, a partire da quella cosa che ho anticipato poco fa, cioè che ci troviamo a vivere un momento straordinario da questo punto di vista, forse un qualcosa che in passato non era accaduto, qualcosa che sta accadendo adesso per la prima volta, cioè una quantità di dati imponente dal punto di vista della quantità e dal punto di vista della qualità, cioè della tipologia, della diversità di dati che hanno a che vedere con le biblioteche e che delle biblioteche ci stanno mostrando tre dimensioni e ce lo stanno mostrando anche in una sorta di connessione, cioè le biblioteche dal punto di vista dell'input, cioè dell'offerta di biblioteca, come dire, e quindi il punto di riferimento è senza dubbio il censimento delle biblioteche italiane realizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica a partire da un paio d'anni, una linea di ricerca importante condotta all'interno del settore, diciamo, delle statistiche culturali, che nasce sulla scia del censimento realizzato sui musei e che appunto ha trovato poi nel 2019 la prima annualità e quest'anno, scusatemi, alla fine dello scorso anno ormai, la pubblicazione dei dati che vanno ad aggiornare i primi del 2019. Quindi oggi finalmente abbiamo la possibilità di avere una visione estremamente più chiara, estremamente più ricca di che cosa sono le biblioteche in Italia. Naturalmente il che cosa sono le biblioteche in Italia non ci dice il modo in cui le biblioteche vengono usate. E anche su questo abbiamo avuto negli ultimi anni una grande novità, se vogliamo, perché la stessa Istat ha iniziato ha introdotto all'interno della principale statistica sui comportamenti degli italiani nella quotidianità, cioè nell'indagine aspetti della vita quotidiana, una sezione tutta dedicata alle biblioteche, una sezione di 3 domande essenzialmente con le quali Istat chiede agli italiani di dire se hanno frequentato una biblioteca, se sì, quante volte ci vanno, diciamo, nel corso dell'anno e se sì, per quali attività, per quali ragioni. Quindi possiamo associare ai dati relativi alle strutture, cioè a che cosa le biblioteche in Italia sono e fanno, anche i dati relativi a ciò che le persone fanno in biblioteca, quindi gli usi. Quest'anno, anzi nel 2021 ormai, è stata realizzata un'ulteriore indagine che si associa, dobbiamo associare a queste due che ho appena citato, non è un'indagine realizzata dall'Istat, è un'indagine che ha visto la partecipazione del Laboratorio di Biblioteconomia Sociale e Ricerca Applicata alle Biblioteche di Sapienza, assieme all'Associazione Italiana Biblioteche, in particolare con la Commissione Nazionale Biblioteche Pubbliche e assieme alla Rete delle Reti, ecco, un'indagine tutta finalizzata ad andare oltre al concetto di uso e di attività e quindi che ci consente di fare uno spostamento dall'output all'outcome, cioè il cosiddetto impatto. Impatto che andiamo a definire come cambiamento generato nella vita delle persone dal contatto con i servizi bibliotecari. L'ha anticipato
Lucia Sardo poco fa, e io è da qui che voglio partire, perché il caso vuole che questa indagine, La biblioteca per te, che è stata un'indagine importante, impegnativa, che vi dirò fra un po' per quale ragione, ha visto la pubblicazione del report dei risultati proprio pochissimi giorni fa, all'inizio di questa settimana. Il report è quello che vedete qui nell'immagine a destra, questa è la copertina, Biblioteca Casa delle Opportunità, Cultura, Relazioni, Benessere, ed è pubblicato da Sapienza Università Editrice. Parto da qui perché questa riflessione sui cambiamenti che le biblioteche generano nelle vite delle persone, sugli usi che delle biblioteche vengono fatti e quindi anche sulle ricadute, dal mio punto di vista è un indizio importante del perché possiamo cominciare ad essere abbastanza certi che la nostra disciplina stia vivendo un profondo cambiamento di paradigma. Per arrivare a raccontare qualche risultato di questa ricerca, devo però esplicitare anche qualcosa sulla progettazione, cioè su come questa ricerca è nata e su come è stata progettata. Perché anche questa è chiaramente una questione che ha a che vedere con il concetto di paradigma. L'indagine La biblioteca per te parte a dicembre del 2020, quindi in un momento di enorme difficoltà legata all'emergenza sanitaria, e parte con la somministrazione di un questionario online attraverso canali prettamente bibliotecari, quindi un questionario che è stato distribuito dalle biblioteche italiane che hanno voluto aderire a questa iniziativa, ed è stato un questionario realizzato in prima battuta per mantenere vivo e attivo il contatto con le proprie comunità di riferimento, cioè a partire proprio dall'esigenza di superare la chiusura degli spazi, che chiaramente era stata determinata dall'emergenza sanitaria, e quindi l'indagine era un modo per mantenere il dialogo con i propri utenti. Chiaramente questo è un lato della medaglia, l'altro lato è che l'indagine aveva anche l'obiettivo di tirar fuori dei dati, ovviamente, no? Una conoscenza profonda del ruolo che le biblioteche hanno nella vita delle persone. Perché in quel momento noi abbiamo pensato che fosse possibile esplorare quest'area? Perché abbiamo pensato che fosse proprio il momento adatto per porre quel tipo di domanda? Perché in tutte le indagini che avevano fino allo scorso anno approcciato il tema della misurazione dell'impatto delle biblioteche, come l'ho definito prima, il cambiamento generato nella vita delle persone, sempre si partiva da questo tipo di sollecitazione. Chiudi gli occhi e immagina, se la tua biblioteca chiude, che cosa ti manca, che cosa può accadere. Bene, questa circostanza purtroppo si è realizzata e quindi è stato abbastanza semplice pensare per noi che fosse possibile misurare quell'area. Il questionario è stato progettato per essere uno strumento facile, molto veloce nella compilazione e di immediata comprensione. È stato articolato in 3 grandi aree, un'area dedicata a conoscere il rapporto abituale delle persone con la propria biblioteca, una seconda area legata a conoscere il ruolo che la biblioteca ha nella vita di quelle persone rispetto a diverse dimensioni, la crescita culturale, il benessere personale, le relazioni sociali, e infine un'area tipicamente anagrafica, no? Come si trova sempre nei questionari,
utile a ricostruire un profilo sociodemografico degli utenti delle biblioteche italiane. Quindi 21 domande articolate in queste 3 aree, circa 10 minuti di tempo al massimo per la compilazione e un questionario che è stato progettato da questo gruppo di lavoro Biblab, Rete delle Reti e Associazione Italiana Biblioteche, che è stato poi messo a disposizione delle biblioteche italiane. Ogni biblioteca che ha ritenuto opportuno ha potuto inviare il link del questionario ai propri utenti per mantenere appunto questo tipo di dialogo in quel momento in cui era molto molto difficile poterlo fare. Una piccola nota metodologica. Nella progettazione del questionario e soprattutto nella fase di analisi dei dati, questo gruppo di lavoro di cui vi ho parlato, quindi composto dalle 2 anime del nostro settore, l'anima diciamo della teoria, mettiamola così, più biblioteconomica, e l'anima più della professione, quindi quella bibliotecaria. È stato fondamentale lavorare insieme. Ecco, questo gruppo di lavoro si è allargato attraverso la partecipazione di una serie di altre competenze e professionalità, mettiamola così. Quindi hanno partecipato all'analisi dei dati. Chi vedrà il report, che peraltro è disponibile in accesso aperto, prima non l'ho detto, vedrà che le analisi sono state condotte naturalmente, oltre che da me e dal laboratorio, da geografi, da esperti di statistica, da esperti di management, da esperti di metodologia della ricerca sociale. Questo perché a partire da una visione che è abbastanza soggiacente a tutto il ragionamento che io vi propongo oggi, cioè la necessità di un approccio sistemico. Il riferimento che vedete adesso, nelle slide ho inserito una serie di note per supportare naturalmente le mie riflessioni. È un libro che si chiama Pensare per sistemi, interpretare il presente, orientare il futuro verso uno sviluppo sostenibile, di Donatella Meadows, che è una delle autrici, se non la principale autrice, di un rapporto che ci tornerà utile più avanti, il rapporto I limiti dello sviluppo, che è il precursore dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, un rapporto che esce nel 1972. In questo libro l'autrice sottolinea quanto per riflettere su un problema raramente si possano adottare i confini della disciplina accademica di riferimento. E lei dice: il confine giusto per riflettere su un problema raramente coincide con il confine di una disciplina accademica. Idealmente dovremmo avere la flessibilità mentale per trovare il confine appropriato a ogni nuovo problema. Rispetto al problema che noi ci siamo posti, la biblioteca nella vita delle persone, il ruolo della biblioteca nella vita delle persone, la sensazione che avevamo, che io ho avuto sin dall'inizio, era quella di non dover assolutamente sprecare l'opportunità di sviluppare una ricerca che fosse realmente, concretamente, profondamente interdisciplinare, se non transdisciplinare. Abbiamo quindi riunito intorno a un tavolo virtuale, naturalmente, come vi dicevo, studiosi con sensibilità diverse, con una cassetta degli attrezzi profondamente diversa, e abbiamo chiesto loro, lo abbiamo fatto assieme perché sono colleghi della mia università e non solo, eh, di ragionare e di sviscerare e di approfondire il tema biblioteca, l'oggetto biblioteca come un oggetto complesso. Quindi questa era una nota metodologica importante, perché se qualcuno di voi avrà la curiosità di aprire quel report, quel libro che avete visto prima, Biblioteca Casa dell'Opportunità, vedrete che ci sono approcci molto diversi e che i dati, gli stessi dati, vengono utilizzati per esprimere sfumature relative alla fruizione e all'uso delle biblioteche profondamente diverse. Non vi riempirò di numeri, ve lo dico subito, non è questo assolutamente l'obiettivo. Quindi darò una restituzione di alcuni dati, pochi, ma che diciamo quelli che ho scelto sono per me funzionali per arrivare al tema
del pomeriggio di oggi, cioè il cambiamento della disciplina, no? Quindi parto da che cosa accade dentro le biblioteche, perché inevitabilmente, almeno dal mio punto di vista, la biblioteconomia è una disciplina che deve funzionare, cioè che deve dare alle biblioteche anche delle indicazioni, almeno questo è uno dei suoi scopi. Ma non vi starò a raccontare tutti i dati che abbiamo, i risultati che abbiamo ottenuto da questa indagine. Allora, chi ha partecipato alla ricerca? Come vi dicevo, le biblioteche che hanno voluto aderire, hanno inviato il questionario ai propri utenti, abbiamo ottenuto 67.250 risposte, che sono un numero imponente. Importante soprattutto se cominciamo a relazionare questo numero con un altro dato che è quello che ci mette sempre un po' in crisi quando affrontiamo la questione della valutazione, no, delle biblioteche, cioè il fatto che in Italia, dati Istat, ci dicono che solo il 15% degli italiani frequenta le biblioteche, cioè ha frequentato almeno una biblioteca nell'anno precedente l'intervista. Percentuale che peraltro nel corso del 2020 è anche scesa al 12% per ovvi motivi. Quindi tante persone hanno partecipato all'indagine. Chi sono? Chi sono? Sono, per usare un'espressione, diciamo, relativa a un approccio di marketing della cultura in termini di segmentazione del pubblico, quindi utilizzando un approccio personas, potremmo dire che l'archetipo è quello di una donna più o meno come me, diciamo, nella fascia d'età fra i 35 e i 54 anni, con un titolo di studio alto, che ama leggere, che frequenta la biblioteca anche per portare i propri figli. Una persona per la quale la crescita personale e culturale è un valore importante ed è perfino un obiettivo. Cosa voglio dire raccontando così questo dato? Che noi non siamo andati affatto alla ricerca di una media. Cioè, mentre Istat, quando ci racconta chi sono gli utenti delle biblioteche italiane, per ovvi motivi, per gli obiettivi, diciamo, anche istituzionali che ha, descrive l'utente medio e quindi ci dice, per esempio, che sì, sono tendenzialmente più le donne degli uomini, elemento che coincide con la nostra ricerca, ma Istat ci dice anche che sono per lo più giovani i ragazzi che frequentano la biblioteca essenzialmente come luogo di studio e quindi per leggere e per studiare. Ecco, noi abbiamo cercato di, come dire, andare oltre questa media età e quindi forse queste 67.000 persone che hanno risposto al questionario le potremmo considerare quasi il fan club delle biblioteche, passatemi il termine, è un'espressione che noi con il gruppo di lavoro esteso che vi dicevo prima abbiamo utilizzato e quindi chi sono i 67.000? Sono gli utenti esperti. Non esperti di biblioteconomia, ma esperti di biblioteche nella vita quotidiana, cioè sono quelle persone che non solo frequentano le biblioteche e le frequentano anche tanto, ma sono persone che hanno colto in questa indagine l'opportunità per far sentire la propria voce. Non abbiamo voluto, come dire, raggiungere la media età e quindi è un campione tutto sbilanciato, completamente distorto, che rappresenta, lo dico da subito per estrema chiarezza, il limite di questa ricerca, ma anche da un certo punto di vista il suo valore aggiunto. Come vedete da questa immagine hanno partecipato alla ricerca in termini regionali, diciamo le regioni italiane, in modo molto molto diverso. Il nord-ovest partecipa con il 71% delle risposte e poi una percentuale più bassa dal nord-est, dal centro, dal sud. Per comprendere questi dati però bisogna guardare l'offerta. Quindi cominciamo a fare quel lavoro che vi dicevo prima, una triangolazione, ed è quello che noi ci dobbiamo sforzare di fare assolutamente per comprendere bene questo oggetto complesso, dal punto di vista delle risorse, dal punto di vista degli usi, dal punto di vista degli impatti. Il censimento dell'Istat del 2019, ho mantenuto questo dato
anche se a dicembre sono usciti i dati del 2020 perché sono gli stessi che trovate nel report, ma comunque lo scarto è veramente minimo, e il censimento di Istat ci dice che le biblioteche censite, eccetto le scolastiche e le universitarie, in Italia sono 7.425, una ogni 8.000 abitanti, che più della metà sono al nord, il 58%, e che circa la metà delle biblioteche, il 52%, è collocata nelle prime 5 regioni. Quindi cominciamo a vedere una situazione di mancanza di omogeneità. Mancanza di omogeneità dal punto di vista territoriale, cioè di dove le biblioteche sono, e naturalmente mancanza di omogeneità dal punto di vista di cosa le biblioteche fanno, di come si presentano al pubblico, il che ha determinato dal mio punto di vista anche questo numero di risposte così diverse da territorio a territorio, a fronte dello stesso strumento, no, che è stato utilizzato, il medesimo questionario. Perché quindi questo campione è un campione distorto ma utile? Perché rappresenta esattamente le caratteristiche della comunità degli utenti delle biblioteche, cioè una comunità che è del tutto intenzionale. In biblioteca ci va chi ci vuole andare. E quindi in questo caso questa intenzionalità e questa volontarietà è stata replicata in modo fedele nell'indagine. Hanno risposto coloro che evidentemente riconoscono nella biblioteca il valore di uno spazio e di un tempo di benessere e di felicità condivisa. Un ruolo decisivo lo hanno sicuramente avuto i bibliotecari, e quindi la percezione delle biblioteche e la partecipazione sono sempre il riflesso delle attività, dell'intensità e della passione dei bibliotecari, quindi anche in questo senso, se parliamo di cambiamento di paradigma della biblioteconomia, una riflessione sulla professione è fondamentale. E quindi diciamo anche tutta una serie di attività che probabilmente le biblioteche avevano intrapreso prima di questa indagine, cioè la cura della comunicazione con i propri utenti, la cura per esempio dei database utilizzati per il contatto con i propri utenti e in ogni caso l'identità percepita della biblioteca. Che cosa fanno le persone in biblioteca? Che cosa fanno i rispondenti all'indagine La biblioteca per te? La maggior parte ci dice di frequentare la biblioteca per prendere i libri in prestito, il 91%, quasi tutti, no? E poi cominciamo a vedere delle percentuali diverse. Il 23% frequenta le biblioteche per prendere in prestito materiale audiovisivo, il 17% per consultare quotidiani, vado oltre, il 14% per leggere, il 14% per studiare, il 13% per passare il proprio tempo libero, il 5% per incontrare gli amici, neanche l'1% per partecipare ad altre attività considerate innovative come attività di gaming, eccetera. Da questo punto di vista, la riflessione che questi dati ci hanno portato a fare in prima battuta è stata quella di superare una visione che Istat aveva utilizzato molto nelle indagini precedenti sull'uso delle biblioteche, in particolare mi riferisco all'indagine Cittadini e Tempo Libero, cioè di chiedere alle persone di dire se l'uso della biblioteca era legato essenzialmente ad attività di studio e lavoro o ad attività di svago e tempo libero o eventualmente a tutte e due. Perché dico questo? Perché l'impressione che abbiamo avuto dall'analisi dei dati è che non funziona esattamente così e che dovremmo abbracciare l'idea più estensiva ed efficace per cui le attività, al di là delle motivazioni precise che spingono le persone a frequentare le biblioteche, le attività che le biblioteche veicolano sono sempre di carattere sociale. Intendo dire che solo il 5% ci dice di frequentare la biblioteca espressamente per incontrare gli amici, ma la relazione avviene in qualunque altro caso, cioè qualunque altra attività venga svolta e realizzata in biblioteca, e che a prescindere dalle motivazioni, dicevo, tutte le attività che vedete qui incidono sul modo in cui le persone potenziano le proprie competenze, su come organizzano la comprensione di fatti complessi e sulle abilità in generale interpretative rispetto ai fatti del mondo.
Ancora una volta però quegli usi non possono essere compresi pienamente se non guardando all'offerta, perché bene, abbiamo detto che le biblioteche sono tante, sono quasi quanto i pronto soccorsi in Italia, quindi sono tante e capillari sul territorio. Ma mentre tutte, pressoché tutte, offrono servizio di prestito, come abbiamo visto, più del 90% degli utenti dichiara di rivolgersi alla biblioteca per questa ragione, in realtà sono molte meno le biblioteche che fanno anche un'altra serie di cose, quindi il 54% attività di promozione della lettura, il 49% attività di animazione e laboratori per bambini, il 37% attività formative, quindi corsi di formazione, il 27% attività di supporto nel compilare moduli, nel scrivere curricula, nel fare compiti e poi solo il 14% e il 12% rispettivamente attività di information literacy o di digital literacy. Quindi questo diciamo mi piace sottolinearlo e credo che sia molto importante. Non è significativo dire che solo l'1% degli utenti si rivolge alle biblioteche per partecipare ad attività considerate innovative, se non sappiamo quante sono le biblioteche in Italia che erogano quel tipo di servizio. Va bene? Quindi è chiaro che l'uso, la domanda di biblioteca è sempre lo specchio dell'offerta. Oltre a sapere che le biblioteche sono tante, come ci dice Istat, la nostra indagine, la biblioteca per te, mette in evidenza un altro aspetto interessante dal punto di vista del cambiamento di paradigma, e cioè le biblioteche sono tante e non solo, sono facili da raggiungere, si raggiungono velocemente. Il 66% delle persone che ha partecipato a questa ricerca ci ha detto alla domanda quanto tempo mediamente impieghi per raggiungere la tua biblioteca, di raggiungere la propria biblioteca in meno di un quarto d'ora. Questo dato è molto importante se qualcuno di voi si interessa di riprogettazione urbana o ha seguito qualche riflessione su questo tema, ecco, sicuramente saprà che il modello di città dei 15 minuti cosiddetta, che è il modello a cui sta facendo riferimento Parigi, a cui sta facendo riferimento Barcellona in Europa e in Italia, Milano, per esempio, è un modello che rappresenta in qualche modo un cambio di paradigma. Quindi cominciamo a creare delle connessioni, credo sia importante farlo, fra alcune evidenze che riguardano la biblioteca come oggetto, come dicevo prima, complesso da osservare da diversi punti di vista e riflessioni che vengono fatte anche in altri settori. Questo perché? Perché in quell'approccio sistemico che ho citato all'inizio e che credo debba essere adottato anche dalla nostra disciplina, che viene adottato già dalla nostra disciplina, non solo le biblioteche sono, la biblioteca può essere considerata un sistema essa stessa, no? Dove noi abbiamo l'utente, il bibliotecario, i documenti come nodi e quindi delle relazioni. Eh, Poi abbiamo le biblioteche all'interno del sistema delle biblioteche stesse, sistemi bibliotecari, ma possiamo cominciare a considerare le biblioteche anche come un subsistema di sistemi più grandi, per esempio la biblioteca nel sistema della città. In questo senso, questo concetto di prossimità è particolarmente importante. La prossimità geografica esprime una condizione semplice, cioè quella di vicinanza nello spazio, ma porta con sé degli altri concetti di prossimità che ci interessano moltissimo nel nostro settore e che sono la cosiddetta prossimità cognitiva e prossimità relazionale. Questi due concetti li vado a sottolineare a partire dalla lettura di un bellissimo libro, almeno dal mio punto di vista, di Ezio Manzini, Abitare la prossimità, idee per la città dei 15 minuti, pubblicato lo scorso anno, in cui l'autore mette in evidenza il perché
queste prossimità sono sempre relazionate fra loro. La biblioteca è la stanza in più della mia casa, ci dice una utente che ha partecipato alla ricerca, a esprimere proprio il senso di vicinanza, ma questa vicinanza fisica esprime anche una vicinanza cognitiva, cioè la capacità di determinare, in questo caso, di permettere alle persone di trovare in biblioteca lo stesso tipo di strumento utile a decodificare il mondo. Il 59% delle persone che ha risposto al questionario, che ha partecipato alla ricerca, ci dice che la biblioteca è importante perché ha consentito di avere a disposizione tanti libri gratuitamente e il 33% di fare letture che sono state fondamentali per la vita. Quindi il libro al centro. Quindi le persone non solo raggiungono la biblioteca velocemente, ma sentono di poter accedere attraverso la biblioteca a quello strumento fondamentale per decodificare la complessità del mondo. E questo accade anche grazie al fatto che in biblioteca si trovano persone da questo punto di vista simili, quindi prossimità relazionale. Uso le parole di un'altra utente, vedete che spesso in queste slide io inserisco delle citazioni perché è un po', torno all'aspetto metodologico, una caratteristica importante almeno diciamo così, una cifra delle mie ricerche, il fatto di aver sempre ritenuto importante anche nel nostro settore l'uso del cosiddetto approccio misto, cioè dove l'approccio quantitativo, che è quello di cui abbiamo parlato finora, si unisce consapevolmente a un approccio qualitativo basato cioè su stimoli che possano generare la produzione di dati di tipo testuale. Quindi entriamo nei racconti delle persone e cominciamo a valorizzare un aspetto che potrebbe essere perfino più valorizzato, cioè quello del cosiddetto capitale narrativo che tutte le biblioteche hanno a disposizione. La biblioteca che cos'è per te? Questa era la domanda. È il luogo più costante della mia vita. È una specie di assicurazione che mi garantisce qualunque cosa succeda, che continuerò a trovare le cose che mi danno più gioia, che siano in formato analogico, digitale e audio, il tutto condiviso con molte altre persone che hanno la mia stessa passione. Quindi prossimità fisica, la biblioteca la frequento se è vicina o perché è vicina, la raggiungo in un quarto d'ora. Prossimità cognitiva, trovo all'interno lo strumento che ritengo fondamentale per comprendere e decodificare ciò che accade intorno a me, qualunque sia il supporto, qualunque sia il formato, e questa cosa mi piace farla anche perché trovo persone che hanno la stessa passione, che hanno lo stesso modo di vedere le cose. Sempre attraverso un approccio, diciamo statistico più raffinato e più complesso rispetto all'analisi monovariata che, diciamo, o bivariata che tendenzialmente si fa, cioè quando si va a guardare, no, la singola variabile, no, delle relativa al questionario o per lo più si vanno a mettere insieme e a individuare le relazioni fra più variabili, per cui noi per esempio da questa indagine sappiamo che le donne fanno un uso più sociale della biblioteca e gli uomini un uso più individuale, ecco, mettiamo in relazione delle variabili. Dicevo, attraverso un'analisi esplorativa fattoriale delle risposte relative a quali sono le motivazioni per le quali ci si reca in biblioteca, abbiamo cominciato a ragionare anche su un altro concetto di prossimità, non solo prossimità fisica, cognitiva e relazionale, ma anche prossimità specializzata versus prossimità diversificata. Cosa intendo dire? Che abbiamo cominciato a vedere che tendenzialmente queste persone che hanno partecipato all'indagine vengono in biblioteca per fare una serie di cose diverse ma insieme. E quindi abbiamo provato a proiettare su questo piano degli usi emergenti, chiamiamoli così. Che cosa rappresenta questo piano? Una modalità di fruizione più attiva o una modalità di fruizione più passiva
una modalità di fruizione più individuale e una modalità di fruizione più sociale, diciamo relazionale. Sono emersi dall'analisi che abbiamo realizzato 6 diversi usi che emergono delle biblioteche pubbliche in Italia in questo preciso momento, perché naturalmente è importante insomma sottolineare che si tratta di una fotografia fatta in un momento molto preciso. E il primo uso che abbiamo visto emergere per peso, cioè anche per quantità di persone, è quello che abbiamo chiamato di supporto alla crescita personale e all'apprendimento. Cioè esiste all'interno di questo bacino di rispondenti un gruppo piuttosto significativo, piuttosto ampio di persone che frequentano la biblioteca per questo tipo di ricaduta, cioè come strumento, come mezzo fondamentale per la propria crescita personale. Qui rientrano chiaramente tutte quelle persone che decidono di andare in biblioteca e partecipano poi a lezioni e corsi di formazione, piuttosto che persone che partecipano a conferenze, dibattiti, mostre, presentazioni di libri, ed è un pubblico, diciamo, piuttosto maturo. Un secondo uso è abbastanza diverso e è quello che riguarda più i giovani, per i quali la biblioteca è essenzialmente uno spazio di connessione in due sensi, diciamo, di connessione vera e propria, dove quindi c'è un uso molto strumentale della biblioteca legata per esempio all'uso della rete, ma di connessione anche con le altre persone, quindi come luogo di incontro con gli amici. Una terza componente che si posiziona proprio a metà, diciamo così, di questo scenario che vi sto descrivendo, è una componente che io ho chiamato di uso tradizionale, cioè l'accesso alla conoscenza. Sono coloro che si rivolgono alla biblioteca per prendere libri in prestito, per consultare quotidiani, per consultare cataloghi, cioè un uso specifico, cioè sono cose che, come dire, o si fanno in biblioteca o non si fanno. Mentre vedete che le altre due componenti che abbiamo descritto finora sono delle componenti che esprimono della biblioteca degli usi che non sono però esclusivi, cioè quelle stesse cose volendo si possono fare anche altrove. Una quarta componente che è speculare alla prima è quella della biblioteca come supporto alla propria crescita personale e all'apprendimento, ma di un pubblico più giovane. Quindi anche qui troviamo diciamo, la frequentazione della biblioteca per assistere a presentazioni di libri, ma anche come luogo di studio, ma anche come luogo per avere un supporto e un'assistenza nel proprio studio, quindi per esempio anche nel fare i compiti. Una quinta componente che è speculare alla seconda, quindi un uso molto strumentale della biblioteca come centro di servizi, e infine una sesta componente che è forse quella più interessante, almeno dal mio punto di vista lo è, che è una componente emergente, direi, emergente anche dal punto di vista quantitativo, sono meno le persone che fanno questo tipo di uso, cioè una componente che denota una partecipazione profonda e un protagonismo. Sono le persone che partecipano a laboratori, che partecipano a quelle attività considerate innovative che citavo prima, ma anche a gruppi di lettura, letture animate ad alta voce, eccetera. Questa è la componente più interessante se abbracciamo quella visione, diciamo anche in questo caso che chiamo in causa uno slittamento di paradigma della partecipazione culturale espressa per esempio da Pierluigi Sacco, mi viene in mente in un libro recente edito da Bibliografica, proprio sulla fruizione diciamo della cultura anche in ambiente digitale, in cui lui racconta di un cambiamento di paradigma da un regime che chiama del mecenatismo a un regime delle industrie culturali fino ad arrivare a quello attuale che chiama regime delle piattaforme digitali aperte. Piattaforme digitali aperte dove essenzialmente tutti partecipano, tutti fruiscono e tutti producono cultura, o almeno sono nella condizione di poterlo fare. In questo scenario le biblioteche, dal punto di vista di Pierluigi Sacco, hanno una funzione molto precisa, che è quella di essere delle piattaforme abilitanti, cioè delle piattaforme, dei luoghi
nella loro dimensione fisica o nella loro dimensione digitale, diciamo, che devono mettere le persone nella condizione di partecipare attivamente. Questa proiezione che abbiamo fatto ci comincia a raccontare, almeno con le evidenze, un qualcosa che noi sapevamo già, cioè una apertura, diciamo così, delle biblioteche a mestieri nuovi. Il che è forse uno dei primi elementi che enfatizza quel punto di domanda che dicevo all'inizio. Sta forse la biblioteconomia cambiando paradigma? Stiamo assistendo a un cambiamento di paradigma? Beh, se le biblioteche si aprono a mestieri nuovi e vengono frequentate dalle persone per fare tutta una serie di cose diverse, come l'indagine ci sta raccontando, beh, insomma, forse se cambiano le biblioteche sta anche cambiando la disciplina che di biblioteche si occupa, e queste sono le domande che ci siamo poste con Anna Galluzzi, con Giovanni Solimine, in alcuni scritti, contributi che abbiamo scritto soprattutto negli anni che vanno fra il 2013, il 2014, il 2015, diciamo. Cito questi anni perché sono importanti per una serie di cose che dirò dopo. E questa era essenzialmente la domanda, ma se stanno cambiando così tanto le biblioteche vuol dire che allora sta cambiando anche la disciplina, e poi tutta una serie di ricerche, di analisi che abbiamo fatto in quegli anni ci davano un po' la misura che in effetti eravamo dentro un cambiamento nel quale siamo adesso ancora, e quindi è sicuramente ancora troppo presto per arrivare a una definizione, per arrivare a poter dire sì, è così, e come lo chiamiamo questo cambiamento, no? Per cui la proposta che io faccio è quella che spesso uso anche per esempio a lezione con gli studenti per introdurre questa trasformazione, cioè l'etichetta biblioteconomia sociale è un'etichetta che ha bisogno di tempo per permetterci di dire che è un'etichetta valida, che è un'etichetta che funziona. Il rischio è che se non la riempiamo di contenuto rimanga solo un'etichetta fine a se stessa, per cui è per questo che io parto dai dati ed è per questo che parto dalle evidenze, perché mi interessa arrivare al cuore delle questioni, al di là delle etichette. Allora, dicevo però che sempre nella logica della triangolazione abbiamo visto gli usi, mi piacerebbe chiamare in causa il concetto di affordance, no? Cioè quindi l'uso, perché prendiamo una forchetta in quel modo lì? Che cos'è? Che cosa esprime questo concetto? L'unione di chi ha progettato quella cosa e dell'uso immediato e naturale che ne viene fatto. Quindi l'affordance delle biblioteche qual è? Ecco, 6 usi emergenti, ma questo però si scontra con l'offerta ancora una volta, e quindi ancora una volta per comprendere questi dati bisogna guardare alle biblioteche in Italia. Abbiamo detto che sono tante, abbiamo detto che sono diverse per come e dove sono collocate, per il tipo di servizio che offrono. Abbiamo visto prima, no, la questione del prestito, lo fanno tutte, la questione dell'information literacy, il 14%, digital literacy, 12%, ma poniamoci ancora un'altra domanda: ma quante sono le biblioteche che fanno tutte queste cose insieme? Perché questo è il vero punto. E allora, sempre grazie ai dati di Istat, e alle analisi che spesso ci troviamo a fare assieme, io e la collega di Istat, Alessandra Federici, e il gruppo coordinato da Fabrizio Rosio, che cosa abbiamo potuto vedere? Che le biblioteche che fanno tutte queste cose insieme in Italia in realtà sono pochissime. Il 3,9%, solo il 3,9% delle biblioteche censite da Istat, naturalmente, fa queste 6 attività che vedete qui contemporaneamente. Promozione della lettura, laboratori per bambini, supporto ai cittadini nello scrivere il proprio curriculum, quindi quella funzione di centro servizi, alfabetizzazione informativa, information literacy, facilitazione digitale e altre attività didattiche e formative. Dunque, l'impressione è che la domanda stia anticipando l'offerta. E allora io mi chiedo, è forse compito della biblioteconomia fornire alle biblioteche un'indicazione precisa su come interpretare questo tipo di dato, e anche che uso farne in termini decisionali?
Io continuo a pensare di sì, nella misura in cui, come dicevo, la disciplina è una disciplina che deve funzionare, cioè che deve dare anche delle indicazioni, e quindi naturalmente questo impatta con una domanda che sta sicuramente a cuore a tanti di noi, no? Che siamo qui oggi, e alle colleghe che mi hanno invitato, e cioè come insegnare questa disciplina e che cosa insegnare, no? Che cosa i futuri bibliotecari, ehm, o meglio i giovani studenti che oggi frequentano i nostri corsi e che speriamo un domani siano eh, soddisfatti, bibliotecari, felici della propria professione, che cosa insegnare loro, come insegnare, no? Certi contenuti. L'indagine aveva anche un altro obiettivo, quello di, l'ho scritto così per rendere subito l'idea, rendere visibile l'invisibile, cioè provare a mettere in evidenza questa dimensione profondamente volatile e immateriale. Cito un articolo di Giovanni Di Domenico del 1996, gli aspetti volatili e immateriali del servizio che costituiscono uno degli elementi fondamentali della soddisfazione degli utenti. In questo caso noi abbiamo chiesto alle persone che hanno partecipato alla ricerca di dirci il senso di mancanza, di esprimerlo numericamente con una scala che va da 1 a 10, e come vedete, insomma, il senso di mancanza è stato alto, no? La media 8,1, naturalmente con una serie di differenze sui territori, come abbiamo visto all'inizio. E non solo volevamo rendere visibile l'invisibile, quindi quantificarlo, ma questo è stato veramente molto facile. Volevamo cominciare a far passare il messaggio che è importante fare attenzione non solo a ciò che è quantificabile, ma a ciò che è importante. Per chi però? Importante per chi e perché? Abbiamo potuto rispondere, almeno nella nostra visione di questa ricerca, a questa domanda attraverso l'uso ovviamente di domande aperte, cioè di domande che potevano permettere alle persone di entrare nella loro personale visione di biblioteca, esprimendone il senso e il significato. L'immagine che vedete adesso è una nuvola di parole, frutto dell'analisi delle risposte degli utenti alla domanda aperta: che cosa è per te la tua biblioteca? Sinceramente questo modo di analizzare i dati testuali, cioè un approccio statistico automatico al trattamento dei dati testuali, in questo caso impoverisce molto, no? Nel senso che la nuvola di parole ci dà una visione estremamente sintetica, per cui emerge chiaramente che cos'è la biblioteca, il punto di riferimento per la crescita culturale delle persone. Naturalmente il fatto che sia così potente la parola luogo deriva dal fatto che è stato un elemento molto enfatizzato all'interno della ricerca. Perché? Perché era il momento in cui il luogo biblioteca era chiuso, quindi vi ricordo che, diciamo, per esempio, tutta la dimensione della fruizione della biblioteca in digitale non l'abbiamo minimamente esplorata, se non con una domanda, perché era fuori dall'obiettivo specifico della ricerca, non perché non fosse importante, è ovvio, no? Però abbiamo dovuto fare delle scelte. Quindi da qui si evince chiaramente in modo sintetico che cos'è il luogo, punto di riferimento per la propria crescita culturale, fondamentale. Poi cominciamo a osservare tutta una serie di parole più piccole, no? Luogo di incontri interessanti, un luogo che viene percepito importante e, scusatemi, un luogo nel quale il tempo che si trascorre è percepito sempre come un tempo importante, eh, il tempo libero che si trascorre in biblioteca è percepito come tempo importante perché è comunque sempre vissuto come un momento di crescita personale.
Ecco perché è molto importante, secondo me, superare quella dicotomia solo per lo studio, solo per lo svago e cominciare anche a fare un altro tipo di ragionamento, e cioè che le attività culturali e per esempio la lettura, che è potremmo dire il core business delle biblioteche, no? L'attività principale per la quale le persone si dovrebbero rivolgere alle biblioteche, è importantissimo cominciare nella narrazione che se ne fa e quindi anche nella misurazione che se ne fa, dicevo, è importantissimo cominciare a sganciarla dal concetto di tempo libero e cominciare ad associarla al concetto di benessere e qualità della vita. Vedremo che anche qui siamo dentro un altro slittamento di paradigma. Questa nuvola di parole ci fa vedere le parole tema, ma non ci permette di osservare le sfumature, e quindi dentro in realtà che cosa abbiamo? Testi tanti, tantissimi, che rappresentano veramente un enorme repertorio di bisogni e di sentimenti, diciamo, che ci permettono realmente di rispondere alla domanda: in che modo la biblioteca cambia, la frequentazione della biblioteca cambia, no? La vita delle persone che la frequentano. I testi possono essere sottoposti a moltissimi tipi di trattamento, no? Abbiamo provato a fare un'operazione chiamiamola di segmentazione dei testi, a individuare dei cluster. Io nella slide che vedete adesso ne ho individuati, ne ho inseriti 7, sono anche molto simili fra loro. Vedete che la biblioteca è percepita come un luogo essenziale nella città. Prima, in una delle slide precedenti, c'era un dato che non ho enfatizzato, cioè il 33%, un terzo del campione ci dice che senza la propria biblioteca di riferimento la città nella quale si vive sarebbe decisamente meno interessante. Quindi ancora una volta vedete il collegamento rispetto al concetto di sistema della città, sistema urbano. La biblioteca come luogo sicuro, abbastanza interessante, no? Osservare questo concetto di sicurezza in un momento come quello in cui il questionario è stato somministrato, in cui non ci sentivamo sicuri per niente, specialmente nei luoghi pubblici. La biblioteca come luogo della lettura, non c'è dubbio, devo dire lettura in questa indagine molto fortemente collegata al libro nella sua dimensione materiale, proprio dell'oggetto libro, molto meno alla lettura in ambiente digitale, all'ebook, e su questo insomma dovremmo aprire sicuramente una serie di riflessioni. La biblioteca come punto fermo, come punto di riferimento culturale, come seconda casa, non è un caso appunto il titolo del report è Biblioteca Casa delle Opportunità, e in definitiva la biblioteca come luogo per la crescita culturale, personale e della propria famiglia. Quello che abbiamo visto attraverso questa ricerca è che le biblioteche che funzionano, mi verrebbe da dire, ma siamo appunto in una dimensione di una tipologia di biblioteca molto precisa, che è la biblioteca pubblica, funzionano laddove sono capaci di prendere per mano gli utenti sin da bambini e di accompagnarli in tutte le fasi della vita. La lezione appresa, cioè appunto da una parte, è quella della valorizzazione del capitale narrativo, cioè di questo patrimonio di storie attraverso le quali è possibile andare oltre la dimensione quantitativa legata agli usi, cioè che cosa fanno le persone in biblioteca, quante volte la frequentano, ed entrare in una dimensione molto più personale, diciamo, emotiva. E dall'altra parte l'idea di andare oltre le attività che vengono realizzate in biblioteca e che vengono fruite, diciamo, in biblioteca, e quindi il motivo per cui le biblioteche vengono frequentate, per arrivare direttamente a cogliere l'impatto. Fra tutte le storie che ho letto, diciamo, come risposta a quella famosa domanda: che cos'è per te la tua biblioteca? Devo dire che una di quelle che mi ha più colpito, che voglio inserire, che ho inserito in queste slide proprio come la lezione appresa, è quella di una giovane donna fra i 35 e i 44 anni che ha dichiarato di vivere a Roma.
la quale, come risposta alla domanda, ha scritto: che cos'è per me la mia biblioteca? È il motivo per cui anni fa scelsi di lasciare il mio paesino del sud Italia, privo di biblioteche, per trasferirmi in una grande città dove le biblioteche funzionano. È un'opportunità per me e per le mie bambine. Ora, questo era il primo punto. Spero di essere stata abbastanza chiara, pur nella sintesi. Chiaramente le cose da dire sono tante, ma insomma il report che vi ho segnalato all'inizio delle slide, se vi farà piacere dargli un'occhiata, è abbastanza analitico su tante questioni. Veniamo però ora al secondo ambito, quindi abbiamo visto che cosa accade dentro le biblioteche, che cosa sta accadendo dentro le biblioteche attraverso un racconto fatto di dati che provengono da indagini diverse, ma questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Ora proviamo ad abbracciare invece la seconda questione, e cioè che cosa accade fuori, che cosa sta accadendo fuori dalle biblioteche. E ho pensato di cominciare di affrontare questo secondo tema a partire da un discorso che sicuramente tutti voi avrete ascoltato ieri, il discorso del presidente Sergio Mattarella durante la cerimonia di insediamento, discorso durato 37 minuti e scandito da numerosi applausi. E c'è un passaggio che sono sicura che tutti noi che abbiamo ascoltato quel discorso abbiamo un passaggio che ci ha colpito e che probabilmente ci ha riportato al nostro mondo, al nostro settore di riferimento, ai temi dei quali ci occupiamo. Ed è il passaggio in cui il presidente ha detto: l'Italia è per antonomasia il paese della bellezza, delle arti e della cultura. Così nel resto del mondo guardano fondatamente verso di noi. La cultura non è il superfluo, è un elemento. Mi sentite? Sì, Vado sì, avanti. tranquillamente, ti Ok, sentiamo. ok. Vai. Vado. La cultura non è il superfluo, è un elemento costitutivo dell'identità italiana. Facciamo in modo che questo patrimonio di ingegno e di realizzazioni, da preservare e sostenere, divenga ancor più una risorsa capace di generare conoscenza, accrescimento morale e un fattore di sviluppo economico. Risorsa importante particolarmente per quei giovani che vedono nelle università, nell'editoria, nelle arti, nel teatro, nella musica, nel cinema un approdo professionale in linea con le proprie aspirazioni. Sosteniamo una scuola che sappia accogliere e trasmettere preparazione e cultura come complesso dei valori e dei principi che fondano le ragioni del nostro stare insieme, volta ad assicurare parità di condizioni e di opportunità. Io sinceramente quando ho ascoltato queste parole ieri eh, non ho potuto fare a meno di pensare al ragionamento che avremmo fatto oggi, non ho potuto fare a meno di pensare a tutto quello che vi ho raccontato dell'indagine della biblioteca per te e quindi alla riflessione sul senso delle biblioteche nella contemporaneità e al cambiamento di paradigma. Quindi prendiamola, diciamo, anzi prendete questo stralcio, questa citazione del discorso di Mattarella come una ispirazione, mettiamola così, per introdurre il concetto di paradigma, per l'appunto. È chiaro che in quel discorso ieri il Presidente ha messo in evidenza tutta una serie di elementi che rappresentano le priorità del momento in cui stiamo vivendo. E nell'affrontare il concetto di cambiamento di paradigma della nostra disciplina è anche da lì che noi dobbiamo partire. Quindi da una parte osservare quello che accade davvero dentro le biblioteche. Se ci sono dei bibliotecari in questo momento che mi stanno ascoltando, che sono presenti, forse potranno confermare quelle cose che ho raccontato non attraverso i dati, ma attraverso le evidenze osservate, come si chiamano nello standard di riferimento, no? In relazione all'impatto. Le evidenze osservate, cioè quello che accade quotidianamente in biblioteca.
E quindi da una parte, appunto, dicevo ciò che accade all'interno e dall'altra parte però quelli che sono gli elementi fondamentali della contemporaneità, no? Il momento in cui stiamo vivendo, l'acqua, diciamo così, nella quale stiamo nuotando. Ora, prima di entrare nel merito di questo secondo aspetto, credo sia importante, scusate, richiamare brevemente il concetto di paradigma, perché ci dobbiamo allineare, cioè dobbiamo essere tutti consapevoli di che cosa significa questa parola, o almeno del senso che gli attribuisco io oggi pomeriggio. Ecco, mettiamola così. Quando parliamo di paradigma in modo proprio e preciso, facciamo riferimento a un'espressione che è stata introdotta da Thomas Kuhn nel 1962 nella sua opera fondamentale La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Ed è un'opera nella quale Kuhn descrive con questa espressione il cambiamento nelle assunzioni basilari all'interno di una teoria scientifica dominante. Quindi, per essere chiara, si può parlare di cambiamento di paradigma non se c'è una persona che lo decide, ma quando certe assunzioni cominciano ad essere condivise all'interno della teoria scientifica di riferimento, quindi in questo caso potremmo dire della disciplina di riferimento. Bene, quindi questo è un passaggio importantissimo. Kuhn descrive il paradigma come una teoria generale che aiuta a fornire agli scienziati che lavorano in un determinato campo un quadro teorico, cioè uno schema concettuale, che è come dire i presupposti di base, i concetti chiave e anche la metodologia. Ed è in qualche modo il paradigma stesso che determina un orientamento della ricerca, la direzione generale e i suoi obiettivi. Quindi attenzione, diciamo, se è così, chiaramente anche la ricerca della quale io vi ho parlato poco fa è determinata dall'adesione a un certo tipo di paradigma, ok? Quindi anche se non lo sappiamo, anche se non ne siamo consapevoli, anche se non lo mettiamo nero su bianco, sempre noi aderiamo a un certo tipo di paradigma nel momento in cui decidiamo di studiare le biblioteche in un certo modo, per intenderci, ok? Chiaramente il paradigma di riferimento che ha animato la ricerca della quale vi ho parlato poco fa è un paradigma fortemente orientato a questo concetto di benessere e qualità della vita che è assolutamente pervasivo e al quale arrivo fra un attimo. Ancora però mi voglio soffermare sul libro di Thomas Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. È molto difficile cogliere in profondità il concetto di paradigma. Io quando cerco di spiegarlo a lezione in classe, di solito faccio riferimento a una metafora che è quella di un faro di luce. Come dire, il paradigma è proprio il faro di luce che illumina delle porzioni di mondo, cioè che rende dei temi, dei concetti, degli aspetti, come dire, degni, meritevoli di essere studiati. Kuhn sosteneva che tutte le discipline, ovviamente cerco di semplificare molto e di essere sintetica, alternavano dei periodi di scienza normale, li chiamava lui, che erano quelli, diciamo, condotti all'interno di un certo paradigma ritenuto dominante, e periodi di rivoluzione scientifica. In quei periodi di rivoluzione scientifica la disciplina entrava in crisi, diciamo così, e quindi avveniva il cosiddetto cambiamento di paradigma. Quando è che si verificavano questi periodi di rivoluzione scientifica, questi periodi che mettevano in crisi la cosiddetta scienza normale? Quando gli strumenti utilizzati dalla medesima disciplina per comprendere, per risolvere i problemi oggetto di studio della disciplina stessa non bastavano più.
A me sinceramente questo un po' ricorda quello che sta succedendo nel nostro campo, o almeno in quella parte della biblioteconomia che si occupa più proprio di gestione, no? Degli aspetti più, la cosiddetta biblioteconomia gestionale. Ovviamente faccio riferimento agli studi, alle ricerche e agli scritti, in particolare di Giovanni Solimine e di Giovanni Di Domenico, per dare dei riferimenti, diciamo, negli anni 90 in particolare, e poi anche negli anni successivi. Quindi in particolare è a quel tipo di biblioteconomia che sto facendo riferimento, perché è l'ambito del quale mi occupo di più, mi sono occupata di più. E la sensazione è che quella disciplina, quell'area della disciplina a un certo momento si è trovata di fronte a una rivoluzione scientifica, proprio a causa di quella trasformazione delle biblioteche nata dal basso, diciamo così, che io ho tentato di descrivere prima a partire dalle evidenze, a partire dai dati. Quando affrontiamo la questione del paradigma, e vengo quindi alla premessa che ho fatto all'inizio, cioè perché ho voluto esplicitare il mio personale osservatorio, cioè quello di una persona che lavora tendenzialmente a partire dalle ricerche sul campo, perché il paradigma nella sua definizione sempre ha tre anime. Una questione ontologica, come dicevo, che riguarda il che cosa, ovvero l'oggetto di studio, una questione epistemologica che riguarda il rapporto fra il chi e il che cosa, cioè la relazione fra lo studioso e l'oggetto studiato, e una questione metodologica che riguarda il come conoscere, ovvero la cassetta degli attrezzi. Per esempio, nel caso della prima parte di questa riflessione, cioè quella relativa alle indagini, forse non è emerso con chiarezza, non l'ho esplicitato, ma lo voglio fare adesso. Quello che abbiamo cercato di fare in questi ultimi anni e in tante diverse ricerche, non solo nell'indagine della Biblioteca per te, è stato proprio quello di mettere mano alla cassetta degli attrezzi, cioè quella di cominciare ad arricchire la cassetta degli attrezzi del bibliotecario dal punto di vista della biblioteconomia gestionale di tutta una serie di strumenti importanti per risolvere problematiche che erano già nate nelle biblioteche. Abbiamo visto prima appunto il tema della domanda che anticipa l'offerta. Un primo esempio di cambio di paradigma che non riguarda il mondo delle biblioteche, ma al quale è necessario riferirsi per una serie di cose che ho già detto, è quello relativo proprio al paradigma espresso dall'Agenda 2030 dell'ONU. Io almeno ne sono convinta, diciamo, e naturalmente non è una questione sulla quale, diciamo, è una questione sulla quale io insisto nel piccolo delle mie ricerche, ma non sono assolutamente l'unica a farlo, chiaramente. Perché l'Agenda 2030 dell'ONU, sapete che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma d'azione per le persone, per il pianeta e la prosperità, cito, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi di 193 Paesi membri dell'ONU, il cui titolo è Trasformare il nostro mondo, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ed essa costituisce indiscutibilmente un importante cambiamento di paradigma perché per la prima volta sono stati formulati in questo documento a livello globale degli obiettivi 17 che comprendono e che vanno a ricoprire tre dimensioni dello sviluppo sostenibile insieme. Quindi la dimensione ambientale, la dimensione economica e la dimensione sociale. Prima io ho citato un documento, I limiti dello sviluppo, del 1972, che è veramente il precursore, no? L'inizio di questa riflessione. Seguono poi tutta un'altra serie di rapporti che portano all'Agenda 2030, e su questo c'è un bellissimo libro di Giovannini, L'utopia sostenibile, che edito dalla Terza nel 17 forse, mi sembra, che vi suggerisco di leggere se non lo avete intercettato, se non lo conoscete, perché racconta proprio bene la storia di questo documento e mette in evidenza proprio questo nodo, il perché questo documento rappresenta un cambiamento di paradigma, perché quel concetto di sviluppo sostenibile, come espresso nei documenti precedenti, teneva sempre separate le dimensioni economica, sociale e ambientale, che in questo documento invece vengono
associate. Pertanto noi le ritroviamo in tutti e 17 gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Perché è importante guardare a questo cambiamento di paradigma fuori dal mondo delle biblioteche per comprendere il cambiamento di paradigma della biblioteconomia, ammesso che ci siamo dentro? Perché gli usi emergenti che abbiamo visto fare da parte degli utenti delle biblioteche ci raccontano già che una serie di attività che vengono svolte, che vengono chieste alle biblioteche, vanno esattamente nella direzione dei 17 obiettivi. Questo lo dice IFLA, ce lo dice l'Associazione Italiana Biblioteche, con tutta una serie di documenti importantissimi che vengono messi a disposizione, con tutta una serie di lavori, penso all'osservatorio dell'Associazione Italiana Biblioteche, del quale anche io faccio parte, e ai lavori che ci stanno vedendo impegnati in questi anni, lavori di traduzione di documenti, lavori di realizzazioni di indagini, un'indagine nazionale che sta partendo, diciamo, dopo una sperimentazione importantissima che peraltro è stata svolta proprio dalle biblioteche dell'Emilia-Romagna, no? Dall'Associazione Italiana Biblioteche dell'Emilia-Romagna. Quindi vedete che è ancora una volta un circolo virtuoso, cioè noi ritroviamo all'interno del nostro mondo una serie di parole chiave che sono le parole chiave del cambiamento che si sta vivendo fuori. Dunque, questo può impattare sulla questione ontologica della disciplina, sul che cosa? Forse sì, forse sì. E quindi cominciano a diventare oggetto di studio e di riflessione della disciplina una serie di questioni che prima forse erano marginali. Io pongo sempre le questioni con un punto di domanda perché credo che potremo dare delle risposte precise tra qualche anno. Del resto, prima vi ricordate, vi ho detto le prime riflessioni, almeno le mie, condivise con Anna Galluzzi, con Giovanni Solimine, sono relative agli anni 2013, 14, 15. In quel momento l'Agenda 2030 non c'era. Quando uscì, diciamo, la mia prima riflessione su questo tema nel 2012, no? Un libro di carattere metodologico sulla ricerca qualitativa che portava proprio il titolo Verso la biblioteconomia sociale, in quel momento non potevo che dire verso, perché si sentiva che eravamo solo all'inizio di un percorso. Certo è che quando arriva l'Agenda 2030 e definisce gli obiettivi che tutti i paesi del mondo devono raggiungere entro il 2030 per garantire un futuro a chi verrà dopo, beh, e cominciamo a vedere che ci sono una serie di parole chiave che coincidono. Accesso all'informazione, accesso alla conoscenza, information literacy, prossimità, inclusione sociale. Questi sono tutti temi che emergono fortemente all'interno delle biblioteche per ciò che vediamo accadere. E beh, quando scopriamo che quelle stesse parole chiave sono anche le parole chiave dell'agenda, forse il concetto di biblioteconomia sociale comincia ad avere una sua forma più precisa. Ripeto, sociale è un'etichetta e poi fra un attimo vi dirò anche perché per me è importante, però potremmo anche chiamarla interpretativa, potremmo chiamarla biblioteconomia narrativa, come peraltro accade in area angloamericana, dove si è parlato a un certo punto di un cambiamento di paradigma da una biblioteconomia evidence-based a una biblioteconomia narrative-based, perché è sempre più evidente il potere delle narrazioni. Del resto siamo all'interno di una svolta narrativa delle scienze umane e sociali, almeno dalla metà degli anni 90. Quindi cos'è l'immagine che vedete adesso? Non è nient'altro che quel piano che io avevo descritto poco fa sulla base dei dati delle indagini La Biblioteca per te, sulla base dell'analisi esplorativa fattoriale e dove emergevano degli usi e ho provato ad associare quegli usi, i 6 usi, ad alcuni dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, torno indietro, sicuramente l'Agenda 2030 la conoscete tutti, sapete che non c'è l'accesso all'informazione e alla conoscenza.
e non c'è perché non è un obiettivo, ma è un prerequisito, cioè è un mezzo, è uno strumento fondamentale per il raggiungimento dei 17. IFLA nei suoi documenti esplicita continuamente il ruolo che le biblioteche possono avere rispetto ai 17 obiettivi, sottolineando che chiaramente ce ne sono alcuni per i quali le biblioteche hanno un ruolo più chiaramente evidente, diciamo, più esplicito, penso all'obiettivo 4, istruzione di qualità, o all'obiettivo 1, sconfiggere la povertà, laddove si intende chiaramente anche la povertà educativa, ma in realtà appunto le biblioteche possono essere strategiche, propedeutiche al raggiungimento di tutti e 17. Sempre nel 2012-13, quegli anni in cui questa elaborazione, diciamo, è stata più, diciamo, più intensa, almeno per quanto mi riguarda, un'altra cosa che non era ancora accaduta era la pubblicazione del rapporto sul benessere equo e sostenibile dell'Istat, considerato una vera e propria costituzione statistica. Il primo rapporto, lo vedete da questa immagine, esce nel marzo del 2013. Io ricordo benissimo che era uscito il rapporto, non so, il 6, il 7 marzo e ci fu il classico, il solito convegno delle stelline a metà marzo a Milano, ancora in presenza in quel momento, neanche potevamo immaginare, no, quello che sarebbe accaduto 7-8 anni dopo e presentammo proprio con Giovanni Solimine una relazione che si chiamava Biblioteche moltiplicatrici di welfare verso la biblioteconomia sociale. Dicevo prima, il rapporto BES era uscito da pochissimi giorni. C'era stata un'elaborazione negli anni precedenti, chiaramente perché il rapporto BES origina da una riflessione nata in Francia nel 2009 attraverso il rapporto Stiglitz-Sen-Fitoussi, cioè un rapporto finalizzato a la misurazione del benessere andando oltre i classici indicatori quantitativi. Ancora un esempio di cambiamento di paradigma. Quindi l'Agenda 2030 rappresenta un cambiamento di paradigma, il rapporto BES, il rapporto sul benessere ecosostenibile di Istat in Italia, rappresenta un altro esempio di cambiamento di paradigma relativo alla multidimensionalità della misurazione del benessere. Perché ci interessa ancora una volta rispetto alle biblioteche? Perché all'interno del rapporto ci sono 12 domini che sono abbastanza speculari e 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Anche nel BES, oltre ai domini, ci sono gli indicatori, un numero importante di indicatori che varia, diciamo, anche un po' di anno in anno, perché chiaramente, poiché il benessere è una dimensione fluida, anche la misurazione del benessere paga questo prezzo e quindi anche il numero di indicatori e la tipologia di indicatori può variare. E la questione ci interessa in relazione al concetto di paradigma della biblioteconomia, perché in questi 10 anni di BES, nel 2020 BES ha compiuto 10 anni non dalla pubblicazione del primo rapporto ma dall'inizio della linea di ricerca in Istat, beh, nel 2020 proprio all'interno del rapporto BES viene introdotto un indicatore tutto dedicato alle biblioteche. È un indicatore che misura la fruizione delle biblioteche, e cioè la percentuale di persone di 3 anni e più che si sono rivolte alla biblioteca, che hanno frequentato una biblioteca almeno una volta nell'anno precedente l'intervista. Il punto di contatto è con l'indagine aspetti della vita quotidiana che io ho citato all'inizio, quando vi dicevo nell'impalcatura, nell'infrastruttura informativa, diciamo, per le biblioteche italiane, abbiamo i dati relativi all'offerta di biblioteca e i dati relativi all'uso che di biblioteche si fa. Bene, quei dati lì, aspetti della vita quotidiana, vanno poi a definire l'indicatore presente nel rapporto BES. E perché è importante questo, ancora una volta in termini di cambiamento di paradigma? Perché l'indicatore non è stato inserito
all'interno del dominio paesaggio e patrimonio culturale, come ci si poteva aspettare e come in qualche modo era anche prima, dove le biblioteche comparivano con un indicatore relativo alla spesa per la cultura. Ma l'indicatore viene inserito all'interno del dominio istruzione e formazione, all'interno del quale troviamo chiaramente anche dati relativi alla scuola e dati relativi, per esempio, alla lettura. Ecco quel concetto di scuola come opportunità, no? Di cui parlava ieri il Presidente. Per questo ho voluto richiamare quel pezzettino del suo discorso che è stato, secondo me, veramente emozionante, bellissimo rispetto a questi temi di cui parliamo oggi. Quindi, che cosa ci sta dicendo il BES? Il BES ci sta dicendo che non solo c'è un cambiamento di paradigma nella misurazione, e cioè che diciamo, il benessere non è una dimensione che si può misurare solo attraverso il prodotto interno lordo, che abbiamo bisogno di 12 domini, che nei 12 domini ci sono più di 130 indicatori che possono cambiare. Ma il BES ci sta anche dicendo che la lettura non è necessariamente da considerare dentro il tempo libero, solo dentro il tempo libero, solo dentro, diciamo, come un'attività di svago. La fruizione delle biblioteche non è da considerare come un'attività anch'essa da rapportare al tempo libero, ma che comunque, anche quando queste due cose avvengono per lo svago, sono funzionali e fondamentali per il raggiungimento del benessere. Quindi si comincia anche a misurare la lettura e la fruizione delle biblioteche in un modo diverso, che comunica delle altre cose. Per esempio il fatto che leggere non è un'attività accessoria. Uno dei limiti più grandi della misurazione della lettura, dei comportamenti di lettura, quando collegato allo svago e al tempo libero, è quella di far passare, chiaramente involontariamente, implicitamente, un messaggio che è molto pericoloso, e cioè che della lettura si può fare a meno. Istat, quando chiede agli italiani, sempre all'interno di aspetti della vita quotidiana, di dire se leggono o no, specifica per attività non strettamente scolastiche o professionali, quindi legate appunto alla lettura nel tempo libero. E naturalmente tutti noi che siamo qui oggi sicuramente siamo d'accordo nel pensare che leggere è prima di tutto un vizio, no? Cioè leggiamo perché ci piace, non perché siamo bravi, come dire, non è una virtù. Però collegare la lettura esclusivamente a quella dimensione di passatempo e di svago ha probabilmente determinato nel tempo questo tipo di equivoco, che fosse un'attività accessoria. E invece il rapporto BES da questo punto di vista determina un cambiamento di paradigma straordinario, inserendo all'interno del dominio istruzione e formazione due indicatori che ci interessano a questo punto: la fruizione delle biblioteche, che insieme alla scuola sono l'infrastruttura delle opportunità, l'impalcatura. Ce lo dice Istat, ieri lo ha detto il Presidente in relazione alla scuola, lo abbiamo visto nei dati dell'indagine La biblioteca per te. Che cos'è per te la tua biblioteca? L'opportunità che io voglio dare alle mie figlie per una crescita personale, per una crescita culturale. Ecco quindi che ci sono vari indizi, diciamo, dei cambiamenti del contesto in cui viviamo, che ci fanno pensare che una serie di cose che accadono già dentro le biblioteche possano determinare anche un cambiamento di paradigma della nostra disciplina. Un altro cambiamento di paradigma che ci può interessare è quello espresso dal welfare culturale, che è espressione con la quale si intende la capacità della cultura e delle arti di generare un impatto su più dimensioni del benessere e della salute. L'espressione quindi indica un nuovo modello di promozione del benessere e della salute degli individui e delle comunità attraverso pratiche fondate sulle arti visive, performative e sul patrimonio culturale. Nel 2019 l'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica un report che è stato tradotto in italiano, vedete l'immagine qui, dal titolo Quali sono le evidenze del ruolo della cultura nel miglioramento della salute e del benessere, dove
le evidenze del collegamento fra pratiche culturali, anche la lettura, anche la fruizione delle biblioteche, sono associate alla qualità della vita, al benessere personale e perfino alla speranza di vita, per cui diversi studi dimostrano che chi partecipa attivamente alle attività culturali, chi legge, vive perfino di più, non solo meglio, ma perfino di più. E beh, anche questo è un altro elemento che ci fa accendere una lampadina. Quindi direi che il concetto di prossimità che abbiamo visto all'inizio, che ci riporta subito alla riprogettazione urbana e al cambio di paradigma, la città dei 15 minuti, il concetto di misurazione del benessere, come Istat ce lo sta raccontando, partendo proprio anche dall'inserimento di un indicatore legato alle biblioteche. Il concetto di sviluppo sostenibile inteso come eh, procede, diciamo, andare nella strada di uno sviluppo che garantisca un futuro a chi verrà dopo di noi. In questo senso, no? Si parla di sostenibilità. Beh, anche lì il ruolo delle biblioteche è molto chiaro, è molto evidente e perfino il paradigma espresso dal welfare culturale, una nuova visione del benessere che non è solo fisico chiaramente, ma è anche interiore, mentale, psicologico, eccetera. Quindi qui potremmo aprire anche un'interessante parentesi sul concetto di medicina narrativa. Del resto, quando prima facevo riferimento allo slittamento di paradigma da una evidence-based librarianship a una narrative-based librarianship, il nucleo originario, diciamo, di questo riferimento è proprio la cosiddetta medicina basata sulle evidenze, una medicina basata sulle evidenze che negli ultimi anni ha aperto le porte a uno slittamento di paradigma, cioè una medicina basata sulle narrazioni. A questo proposito mi piace portare come esempio il sito della Società Italiana di Medicina Narrativa, che per esempio nell'ambito della pandemia ha realizzato un progetto molto interessante che si chiama Resistere, dove appunto a fianco ai dati e ai numeri del Covid, della diffusione del virus, c'è un progetto di restituzione delle esperienze di chi ha vissuto la pandemia, il virus da vicino come paziente, come personale sanitario attraverso proprio delle narrazioni. Quindi diciamo, credo che una prima questione sulla quale sia importante concentrarsi è che per rispondere alla domanda c'è un cambiamento di paradigma nella nostra disciplina, ecco sia molto importante osservare anche ciò che sta accadendo nelle altre discipline, ciò che sta accadendo fuori. Perché lo scopo delle biblioteche sono, come diceva Crocetti, gli esseri umani, e quindi è molto importante osservare i punti di contatto fra la nostra disciplina, le altre discipline, le biblioteche e gli altri attori dei diversi sistemi che io in qualche modo ho voluto evocare oggi pomeriggio, il sistema della città, il sistema del libro, il sistema della lettura. Anche lì, se andiamo dentro quel tipo di sistema, tra i nodi troviamo gli editori, gli autori, i lettori, le biblioteche. E beh, è molto importante capire se quel sistema sta vivendo un cambiamento di paradigma, perché chiaramente questo impatta anche non solo sulla tenuta del sistema stesso, ma anche sulla tenuta e sulla buona salute dei singoli nodi. Una delle domande, mi avvio a concludere, fondamentali che diciamo in quella riflessione del 2013 che citavo prima, no? Scritta con Giovanni Solimine e presentata al convegno delle Stelline sulle biblioteche moltiplicatrici di welfare, era proprio questa. A quale interesse collettivo possono rispondere le biblioteche nel XXI secolo? Ed era sulla base di questa domanda che noi andavamo a raccontare questa idea di biblioteconomia sociale. A partire dall'idea
che in quell'articolo in realtà non era messa a fuoco, non era, in realtà era messa a fuoco ma non esplicitata in modo forte, cosa che forse oggi almeno io farei. Ecco, quello che emergeva era proprio questo cambiamento di paradigma legato a una visione sistemica. Dove come sistema si intende chiaramente non una entità, si intende un'entità unica composta da parti in relazione fra loro. In un sistema ogni elemento è in relazione con gli altri e ha una ragione di essere per la funzione che svolge, quindi qualsiasi cambiamento di una delle parti influenza la tenuta del sistema stesso. Qualsiasi cambiamento di una delle parti influenza la tenuta del sistema stesso, ma è anche vero che la tenuta del sistema stesso influenza in qualche modo il ruolo delle singole parti, no? Dei singoli nodi. Quindi, diciamo, in questa visione che io sto un po' raccontando oggi, sempre con un punto di domanda, quello che voglio esplicitare è che le biblioteche sono analizzabili come un nodo, l'ho già detto, ma sono anche analizzabili come parte di sistemi più ampi. Quindi questo ci porta a domandarci se la configurazione attuale delle biblioteche è adeguata alle esigenze della contemporaneità, in quali relazione si pongono le biblioteche con le sfide con le quali siamo chiamati a confrontarci, e io le ho già espresse, no? Velocemente in questa riflessione, quindi il cambiamento climatico, in generale lo sviluppo sostenibile, la crescita sostenibile, la lotta a ogni forma di disuguaglianza. Ieri forse il cuore della riflessione del Presidente è stata proprio questa, no? Il peso delle disuguaglianze e rapportando questo concetto al nostro piccolo mondo delle biblioteche, lo abbiamo visto sin dall'inizio. C'è un tema che è quello delle disuguaglianze in relazione alle opportunità che i cittadini hanno. Basta vedere la distribuzione delle biblioteche in Italia, dove sono, quante sono, ma anche cosa fanno. Non tutti i cittadini hanno le stesse opportunità di crescita personale, che è quello che gli utenti ci dicono, no? Di volere nel momento in cui si rivolgono a una biblioteca. Ecco, questa domanda, cioè in che modo le biblioteche possono rispondere a un interesse collettivo nella contemporaneità, è forse la domanda principale che anima questa prospettiva che io ho chiamato della biblioteconomia sociale, dove sociale ha a che vedere con il fine, cioè con la crescita della società, con la crescita delle persone. C'è naturalmente un equivoco da risolvere, perché sappiamo anche molto bene che nel nostro settore, oltre all'espressione biblioteconomia sociale, è molto diffusa, e soprattutto negli ultimi anni si è molto diffusa, l'espressione biblioteca sociale, che è un'espressione che io personalmente non amo tanto, perché mi sembra ridondante, nel senso che da sempre le biblioteche hanno avuto questo tipo di obiettivo. Non è un obiettivo attuale, diciamo, no? Quello di essere a supporto della crescita delle persone. E l'equivoco che si sta generando alle volte è quello di confondere il senso più profondo della parola sociale con social, per cui ho voluto riportare questo esempio di un articolo uscito nel dicembre del 2019 su Repubblica, mi pare, che è semplicemente, come dire, semplificativo di una tendenza, di una narrazione che secondo me è piuttosto pericolosa, e che, come vedete nel titolo, racconta di una biblioteca sociale per la musica e lo yoga. Musica e yoga, la biblioteca ora è sociale. L'articolo poi in realtà dentro portava tutta una serie di dati, di riflessioni anche molto interessanti, ma appunto l'ho scelto solo a titolo esemplificativo e solo per il titolo che può portare verso una narrazione pericolosissima, secondo me.
Cioè non è la musica e lo yoga chiaramente che rendono la biblioteca sociale, e non è il fatto di offrire il wifi gratuitamente o il fatto di avere un bel giardino dove potersi incontrare, non è il fatto di avere un bagno a cui poter accedere, perché anche questo si verifica naturalmente. Cioè credo che definire una biblioteca sociale per queste ragioni sia un pochino poco, e che soprattutto sia profondamente pericolosa la narrazione che vede le biblioteche sociali contrapporsi alle biblioteche tradizionali, cioè le biblioteche sociali che sono quelle che fanno un lavoro di aggregazione, ecco, musica e yoga in questo senso, contro le biblioteche che valorizzano invece quell'aspetto più intimo, più profondo, più tradizionale, legato per esempio alla lettura, no? Alla lettura, come se ci fosse una contrapposizione fra collezioni e comunità. E invece no, cioè i dati che io vi ho raccontato e sinceramente il modo in cui li ho raccontati nel report è stato anche frutto di una scelta precisa per me utile a sdoganare questo tipo di narrazione. Lo dico in modo molto esplicito, perché penso che alle biblioteche non faccia bene. Quindi mentre credo possa essere utile associare all'espressione, alla parola biblioteconomia, questa etichetta di sociale, laddove noi andiamo ad esplicitare con questa etichetta soprattutto quella questione di carattere metodologico che ho dichiarato sin dall'inizio, cioè la necessità di una comprensione più profonda delle ricadute, degli impatti, delle cose che accadono in biblioteca e quindi anche di un arricchimento dal punto di vista metodologico. Credo sia importante associare alla biblioteconomia l'etichetta sociale anche per lo statuto, no, che la biblioteconomia ha in Italia, il fatto di appartenere a un settore che si chiama MSTO 08, quindi di fare riferimento a un mondo che non è il mondo delle scienze sociali, ovviamente, ma è quello delle scienze storiche, e quindi è importante anche aprire una strada di dialogo, di contaminazione, non lo so come lo vogliamo chiamare, con quella dinamica lì, quindi sociale in questo senso, non è ridondante. Quando parliamo di biblioteca sociale, credo che invece possa essere ridondante. Citava all'inizio nella bella presentazione che Lucia Sardo ha fatto, il mio libro su Giulio Einaudi, quello è un esempio di biblioteca sociale, una biblioteca del 1963, ma adesso che sto studiando le biblioteche di Adriano Olivetti, già negli anni 40 Adriano Olivetti inseriva le biblioteche tra i servizi sociali di fabbrica, e erano biblioteche sociali, ma non erano biblioteche sociali perché erano biblioteche raccontate in contrapposizione a biblioteche tradizionali, ma perché era inevitabile che fossero così. Erano biblioteche che avevano l'obiettivo di contribuire alla crescita delle persone. Per Olivetti in particolare l'idea che gli operai dovessero essere qualcosa, diciamo, dovessero avere consapevolezza di essere qualcosa di diverso dalla tuta di lavoro, cioè, no? Quindi valorizzare lo studio, valorizzare l'approfondimento, valorizzare la conoscenza, e quindi le biblioteche di fabbrica, per esempio, luoghi di incontro, luoghi di formazione durante la pausa pranzo con dei corsi incredibili tenuti dai più grandi intellettuali dell'epoca, tutti passavano a Ivrea, ma insomma adesso non voglio prendere un'altra strada, però quello che voglio dire è che oggi quando parliamo di biblioteca sociale ci sembra una cosa molto nuova, in realtà la biblioteca è sociale per definizione. La biblioteconomia forse no. E forse per tutto il ragionamento che ho provato a fare oggi pomeriggio può beneficiare forse di questa espressione. Un'avvertenza quindi in questo senso, questo lo dico diciamo dal punto di vista delle biblioteche sempre, è non confondere il fine con il mezzo. Tra i dati Istat, in questo caso quelli del censimento 2020, quindi l'ultimo, i dati pubblicati a dicembre, ce ne sono un paio che vi riporto qui che mi hanno veramente molto colpito, che ci pongono di fronte a questa domanda: c'è un cambiamento di paradigma in corso, e quindi anche, secondo me, è una grande attenzione che noi dobbiamo fare
nel momento in cui ne parliamo. In particolare, Istat ha chiesto alle biblioteche che hanno partecipato al censimento di dire quali sono le attività che sono state realizzate durante i periodi di chiusura a causa del Covid, attraverso appunto una serie di opzioni, quindi domanda chiusa, con le opzioni che vedete adesso nella slide. È stato chiesto quindi alle biblioteche di dire se è stata prevista la possibilità di accedere gratuitamente al materiale digitalizzato, se sono state attivate conferenze online, seminari, incontri con gli autori, se è stato fornito un servizio di prestito a domicilio, se sono stati attivati corsi di information literacy, corsi di formazione online in generale. Non mi soffermo, vado dritta al punto. La maggior parte delle biblioteche che hanno partecipato al censimento, le 7.500 che abbiamo detto all'inizio, hanno dichiarato che no, non hanno attivato seminari, incontri con gli autori online, non hanno attivato il servizio di prestito a domicilio. Vedete che le percentuali dei no sono sempre maggiori, no, di 50. Non hanno attivato attività di information literacy, perfino il 74%, solo il 6% ha detto sì. Qual è l'unica attività rispetto alla quale i sì prevalgono sui no? Ha incrementato la presenza e le attività sui social. Il 42% ha detto sì e il 38% ha detto no. E a me verrebbe subito da chiedere, ma allora precisamente nel momento in cui sono state attivate, è stata incrementata questa presenza sui social, di che cosa hanno parlato le biblioteche? Cioè hanno attivato la presenza? Sì, va bene, e i contenuti? Nessun corso di information literacy, pochi corsi di formazione, solo il 10% le ha fatte. Attività di prestito a domicilio, solo il 27%, conferenze e incontri con gli autori, solo il 19%. Ma allora questo 42% come ce lo spieghiamo? Ecco, non vorrei che il concetto di sociale che sta passando è questo, no? Perché questo sarebbe un problema. Ora, naturalmente, chi mi conosce poi lo sa molto bene, ai temi della comunicazione e della narrazione in generale, potremmo usare anche l'espressione storytelling. Io do un grandissimo peso, e penso che sia molto importante per le biblioteche occuparsi di questo e per la biblioteconomia occuparsi di questo, cioè del modo in cui le biblioteche comunicano loro stesse. Ecco, questo è un elemento che introdurrei nella questione ontologica e non è per niente banale e non è per niente accessorio, però certo è che deve seguire il cambiamento dal punto di vista della progettualità, non anticiparlo. Cioè, voglio dire, non ha senso avere delle pagine sui social se poi in realtà dal punto di vista dei servizi siamo bloccati. Questo almeno è il tipo di impressione che mi ha suggerito questo dato e che oggi condivido con voi, magari mi sbaglio. Altro elemento che può rappresentare un rischio, l'autoreferenzialità. Mi ha molto colpito osservare che alla domanda posta da Istat su quali sono i servizi online sui quali le biblioteche dovrebbero prioritariamente investire, ben il 35% ha dichiarato la prenotazione online dei libri e solo il 7% attività di information literacy per gli utenti. Cioè, quello che voglio dire è che ancora una volta parlando di questo cambiamento di paradigma, la biblioteconomia evidentemente dovrebbe suggerire di avere un'apertura all'esterno e una visione meno autoreferenziale. Certo è che qui i bibliotecari hanno risposto sulla base di un'urgenza, cioè che cosa ti serve di più? La prenotazione online dei libri, lo capisco benissimo, però che solo il 7% dei rispondenti abbia pensato che una priorità sia quella di introdurre dei corsi di information literacy mi fa pensare, perché mi fa pensare che il grande cambiamento di paradigma che c'è all'esterno, l'Agenda 2030, l'accesso all'informazione e alla conoscenza, il paradigma delle piattaforme digitali aperte e la biblioteca come piattaforma abilitante, ecco, mi fa pensare che tutto questo movimento esterno fa fatica ad entrare e
credo sia compito della biblioteconomia, della disciplina, fornire le indicazioni per farlo. Mancano 5 minuti, quindi mi taccio, però prima vi propongo un gioco, che è un gioco che a me fa pensare, ha fatto pensare, mi è molto piaciuto farlo, l'ho anche suggerito agli studenti del mio corso che si è concluso qualche settimana fa. Non è un gioco che ho inventato io, è un gioco che è riportato nel primo capitolo di un bel libro scritto dall'etnografa Marianella Sclavi dedicato all'ascolto attivo, dove il gioco consiste in questa cosa qui: disegnare 9 puntini, come li vedete rappresentati in questa immagine, e su un foglio di carta, e con la matita provare a disegnare 4 segmenti unendo tutti i puntini senza sollevare mai la matita dal foglio. Vedete 3 volte replicati 9 puntini, semplicemente perché di solito al primo colpo è difficile indovinare la soluzione e arrivare alla soluzione. Di solito le soluzioni più adottate, quindi non soluzioni, sono quelle che vedete. Vedete che ci sono sempre dei puntini che rimangono fuori. Se fossimo insieme in una classe e avessimo tempo e modo, vi chiederei di provarci davvero, e mi piacerebbe sentire, no, se c'è un risultato positivo a questo gioco. C'è qualcuno che è riuscito a unire tutti i puntini con 4 segmenti senza sollevare mai la penna dal foglio? Beh sì, ma lo ha fatto solo chi ha deciso di uscire dal quadrato. L'unica soluzione possibile per questo gioco è quella di unire i puntini uscendo, vedete, dal quadrato. Chi invece ha deciso di rimanere dentro, il gioco non lo può risolvere. Ora, questo gioco è interessante perché e appunto l'autrice del libro che citavo prima lo introduce nel volume, proprio per dare la possibilità di comprendere quanto le premesse implicite possono essere pericolose. Cioè, io non ho detto che non si poteva uscire dal quadrato, ma sicuramente almeno alcuni di voi ci avranno pensato. Io per prima, quando ho fatto questo gioco la prima volta, ho pensato di dover rimanere dentro. Ecco, questo credo sia molto importante al momento di affrontare il tema del cambiamento di paradigma della disciplina, cioè applicare 2 piccole regole che ho cercato di evidenziare oggi pomeriggio. La prima, che forse per risolvere alcuni problemi complessi oggi è necessario uscire dai confini della disciplina della quale ci occupiamo, e la seconda, di avere una consapevolezza molto forte delle premesse implicite che adottiamo nel porci certe domande. Lucia, sono andata lunga forse un po'. Sei andata perfetta, direi, ma soprattutto hai, come dire, credo, offerto una quantità di spunti di riflessione veramente, veramente notevoli. Mi permetto di fare 2 considerazioni, io un po', così come dire, un po' al volo, un po' anche, come dire, abbastanza scordinate rispetto a tutte le cose che hai detto, per poi chiudere la registrazione e lasciare la parola alle eventuali domande dei partecipanti, cercando di non prendermi troppo tempo. La prima cosa che tu non hai detto è che quest'idea di conferenza mi è venuta partendo da un articolo tuo di Giovanni Soline, dove si parlava di slittamento, di paradigma della biblioteconomia, non di cambiamento. Sono io che sono sempre un pochino più radicale rispetto agli autori, mi sono permessa di parlare di cambiamento, e quindi è un articolo che consiglio a tutti di leggere perché è veramente interessante. L'altra veloce considerazione che mi permetto di fare, che sicuramente è abbastanza ovvia, è che rispetto alle scienze dure, comunque la biblioteconomia si può permettere la coesistenza di paradigmi diversi, secondo me, ovvero questo cambiamento di paradigma, che sicuramente slittamento, cambiamento che riguarda tutta la società, quindi non riguarda solo le biblioteche che vengono comunque investite, deve comunque, secondo me, ricordarci che ci sono dei focus di attenzione rispetto ai quali non perdere la concentrazione.
probabilmente diamo per scontate un po' di cose, ecco, ovvero tutta la parte gestionale, documentale, sicuramente ha ancora bisogno di riflessioni perché risulterà poi fondamentale, secondo me, per quella che possiamo chiamare biblioteconomia sociale, comunque per questo slittamento di paradigma, cioè la capacità comunque da parte delle biblioteche di fare una parte del lavoro che tradizionalmente dovevano fare. Legata a questa considerazione ce n'è un'altra, secondo me, che forse questo slittamento, ma come dire, correggimi se sbaglio, per me è fondamentale o riguarda anche un cambiamento di prospettiva rispetto, come dire, all'entità biblioteca, quindi cercare di capire che non è un'entità granitica e soprattutto che questa equazione biblioteca-libro-bene culturale deve un pochino uscire dalla testa di molti di noi, ovvero secondo me forse il vero slittamento dovrebbe essere quello di una parte delle biblioteche da bene culturale a servizio di welfare, quindi una cosa che è di tutti e che riguarda tutti e che non riguarda solo chi si occupa di studio rispetto a queste cose o chi le frequenta, come dire, per necessità e non per altre motivazioni che sono sicuramente molto più valide, quindi chiedersi anche un pochino, fare un attimo una riflessione tornando un po' ai fondamenti, quindi che cos'è, cosa vogliamo, ma non noi come dire, che le studiamo, noi come utenti cosa vogliamo che facciano effettivamente le biblioteche per essere considerate tali e non semplicemente appunto o depositi di libri o come dire, una succursale dei servizi sociali non organizzata, quindi non finalizzata a qualcosa che sia veramente valido per gli utenti. L'altra considerazione che mi permetto di fare è che forse abbiamo, almeno io sicuramente, abbiamo dei bias rispetto a quello che fanno le biblioteche, che secondo me è emerso chiarissimamente da quello che hai detto, ovvero siamo tutti talmente abituati a vedere gli esempi virtuosi che automaticamente li trasliamo su tutte le biblioteche esistenti sul territorio italiano, quindi siamo, come dire, non facciamo nomi di biblioteche, ma siamo tutti tarati su quella biblioteca che fa tutte quelle cose ed è ovviamente spesso anche l'esempio che portiamo e poi ci dimentichiamo che ci sono invece tre quarti, se non 9/10 delle biblioteche che invece faticano a farlo e la domanda è faticano a farlo perché non hanno gli strumenti, non hanno le possibilità, non hanno i finanziamenti, ovvero andare un pochino a indagare anche quanto il problema sia effettivamente strutturale, quanto possa essere risolto. Sull'insegnamento della biblioteconomia, come dire, non credo che sia questa la sede, ma forse una riflessione o una chiacchierata un pochino più strutturata forse sarebbe utile anche perché come dire, iniziamo a parlare a studenti o a persone che hanno sicuramente una modalità di approccio radicalmente diversa a quella che potevamo avere noi come studenti quando lo siamo stati. Ma come dire, mi fermo su questo e l'ultima cosa che mi permetto di dire riguarda appunto i dati, la questione dei dati, la questione dei questionari, delle analisi. Come sai, insomma, anche come gruppo catalogazione del lab, anche noi abbiamo fatto questionari sulle biblioteche, quindi ci siamo un attimino buttati in questo ambito. Ecco, stanno aumentando tantissimo questionari su biblioteche, su utenti, anche se forse meno rispetto a quanto potrebbe essere interessante. Immaginavo, di nuovo, sempre il bias sbagliato, che molte più biblioteche facessero indagini sugli utenti. Ecco, secondo te andare a creare anche a livello di Associazione Italiana Biblioteche, un repository di dati, di questionari, di queste cose, quanto potrebbe essere utile per la disciplina? Quanto potrebbe essere utile avere anche il dato grezzo sotto mano per cercare di capire anche come riuscire a incrociare tutti questi dati che abbiamo? Anche perché poi mi zittisco, tutte le volte che guardo i risultati di questionari che abbiamo fatto, che stiamo facendo, rimango sempre un po' stupita perché ci sono degli sfasamenti rispetto a un'idea che sono sicuramente interessanti, però voglio dire, forse avere più dati e la possibilità di guardarli di più e di vedere anche diacronicamente cosa succede con questi dati potrebbe essere interessante. Detto questo mi fermo, se vuoi come dire, rispondere a quest'ultima ti lascio e poi chiudo la registrazione e lasciamo la parola. Sì, sarò velocissima. Vabbè,
diciamo, come si suol dire, sfondi una porta aperta. No, no, sono Oh, entrata, proprio sono rotolata no, oltre perché era molto aperta. nel senso che, diciamo, all'origine del progetto del laboratorio di biblioteconomia sociale e ricerca applicata che ho citato prima, ma ripeto solo a titolo esemplificativo, è il mio personale osservatorio, quindi non posso non citarlo, Sì, c'è il sogno, il progetto di costruire un sistema informativo per le biblioteche italiane, che vuol dire un luogo in cui trovare tutto quello che abbiamo detto adesso. sì, Trovarlo e quindi un luogo che permetta di fare alcune cose. La prima, non disperdere dati che ci sono già. Cioè, il problema delle sì. biblioteche non è che i dati non ci sono e anche tanti, ma spesso chiusi dentro un cassetto. Ma perché sono di carta, perché se li sono dimenticati, perché hanno perso l'hard disk, perché si è rotto il PC. Volte anche per un motivo peggiore, cioè che Mm. spesso si pensa che un'attività di ricerca finisce con la somministrazione del questionario. E invece c'è tutta una fase di comunicazione, se vogliamo, che io in parte ho fatto anche oggi, no? Che è cruciale. Quindi, primo tema, dispersione dei dati, un luogo in cui trovarli insieme, una piattaforma, un sistema informativo. Io ho sempre pensato che l'anagrafe delle biblioteche dell'ICCU potesse essere una buona base. Di fatto Istat e ICCU stanno lavorando su questo, quindi insomma credo che ci saranno delle prospettive interessanti su questo tema qui e naturalmente a questo si lega una infrastruttura e un sistema valutativo che è compito nostro della biblioteconomia, qualunque sia l'etichetta che gli vogliamo dare. Non è solo raccogliere i dati, ma è determinare una cultura della valutazione e quindi gli strumenti, le linee guida che consentano poi alle biblioteche di raccogliere certi dati e di innescare un processo virtuoso che è in qualche modo quello che io oggi ho cercato di descrivere. Non so se Perfettamente, come dire, chiara e d'accordo. A questo punto io interromperei la registrazione, ringrazio Chiara Fagiolani, ringrazio i partecipanti.